diceva l'efficiente assessore Bottacini, in questo momento abbiamo circa 5.000 utenze ancora da collegare, però il problema, oltre al collegamento di queste utenze, è un problema generale di affrontare subito questo tema. Qui non si tratta di recuperare, abbiamo visto con il capo della protezione civile, non si tratta di recuperare una situazione di un'area industriale, di un distretto industriale che deve ripartire. E lì la fabbrica di quel territorio è il territorio, il paesaggio, il contesto ambientale. Pensare di avere quasi 100.000 ettari, li stiamo contando e per bene, fra l'altro ringrazio tutti quelli che stanno facendo questo lavoro utilizzando le nuove tecnologie, avere quasi 100.000 ettari di bosco che non c'è più, pensare che abbiamo frane ovunque, pensare che abbiamo almeno un centinaio di chilometri di strade da rifare, sono strade che non esistono più. Siamo andati oggi anche a vedere i serai di Sottoguda, oggi inesistenti, erano uno dei punti di attrazione turistica della Valle Agordina di Roccapietre. Insomma, tutti questi contesti ci fanno dire che dobbiamo intervenire subito. Qui c'è un rischio, non c'è solo il rischio di non recuperare la viabilità, i boschi e gli scantinati e molto altro ancora, ma c'è il rischio che nel frattempo la gente di montagna se ne vada dalla montagna. Il rischio di spopolamento è il rischio che più ci fa pensare in questo momento. Ieri sera ho parlato col Presidente del Consiglio, abbiamo fatto una lunga telefonata e ne abbiamo parlato a fondo, oltre a esprimere la vicinanza e a confermarmi che l'ingegnere Borrelli lo teneva costantemente informato su quello che è accaduto al Veneto. Il Presidente del Consiglio e il Consiglio dei Ministri hanno contezza della tragedia che sta vivendo il Veneto. E voi sapete che fin da subito noi abbiamo chiesto l'attivazione della protezione civile nazionale, è stata attivata in tempo reale e quindi il governo ha dimostrato da subito la sua vicinanza, non ultimo domenica scorsa nell'intervenire con la prefettura per la chiusura dei plessi scolastici, quindi delle scuole, anche in tempi non sospetti. Qualcuno tentò anche una timida polemica, però voglio ricordare che le scuole sono state chiuse in virtù di modelli previsionali che funzionano in Veneto. Abbiamo dimostrato insomma, che i nostri tecnici avevano fatto e fanno un bel lavoro. E il Presidente del Consiglio mi ha detto che in settimana comunque ci saranno i primi provvedimenti. Voi sapete che già il Consiglio dei Ministri e il Governo hanno adottato provvedimenti circa la sospensione degli adempimenti fiscali, quindi il procrastinare le scadenze per i territori per i territori che hanno subito questa tragedia, e in settimana dovrebbe esserci, appunto in occasione del Consiglio dei Ministri, già dovrebbero esserci le prime decisioni e le prime posizioni da parte del Consiglio dei Ministri. Da parte nostra è ovvio che diciamo che ci saranno risorse, ce ne servono tante, abbiamo ben chiara la situazione. Qualcuno mi chiede ma quanti saranno i danni? Io penso che almeno 1 miliardo di euro di danni in tutto il territorio ce l'abbiamo in Veneto. Ce l'abbiamo perché anche facendo dei calcoli spanometricamente sappiamo che danni al patrimonio pubblico e al patrimonio privato occupano più o meno quelle cifre. E se abbiamo risorse riusciamo a partire subito. Abbiamo anche così l'auspicio, e esprimiamo così una preghiera pubblicamente, di poter avere anche poi, come si può dire, libertà nella gestione commissariale, perché non si tratta di andare a spostare fango o a spostare detriti, ci sono anche quelli, ma si tratta di ripulire centinaia di ettari di bosco, si tratta di spostare tutte queste piante che sono di una mole paurosa, e quindi ci vuole piglio di operatività che è tipico della protezione civile nazionale, e spero che diventi, come si può dire, che prenda corpo anche in quello che saranno poi i provvedimenti che si faranno. Ringrazio tutti quelli che hanno lavorato e che stanno lavorando. Il sindaco di Roccapietre questa mattina chiedeva ancora volontari, adesso vedremo di capire di mandare su ancora uomini. Ringrazio la protezione civile nazionale, ringrazio i vigili del fuoco, sempre presenti e sempre efficienti. Ringrazio tutte le colonne mobili arrivate dalla Lombardia, dall'Emilia Romagna, dalla Toscana e da altre realtà. Ringrazio Enel, ringrazio Terna, ringrazio l'Esercito, sempre presente. Se avete ancora più uomini, benvengano. Insomma, siamo una squadra efficiente, e sappiamo tutti che dobbiamo salvare questa montagna. È la montagna delle eccellenze, la montagna, ve lo ricordo, che è patrimonio dell'umanità. Queste sono le Dolomiti, le nostre Dolomiti, che sono patrimonio dell'umanità, iscritte nella lista dell'UNESCO, per cui la ferita è una ferita grave.
Chiudo dicendo che questa visita è stata utilissima per noi appunto per vedere i danni e poi avremo anche le impressioni dall'ingegnere Borelli di quello che ha visto. Abbiamo visto gente che lavorava, abbiamo visto tante persone da sole, anche in molti casi che sparavano fango, lì abbiamo visto ancora molte abitazioni con il fango, abbiamo visto desolazione, abbiamo visto anche un paesaggio lunare, per questo è il caso di dirlo. Anche se splende il sole, non c'è il sole da quelle parti. Un appello ai cittadini: evitiamo il turismo delle disgrazie, evitiamo di andare a intasare traffico, strade e luoghi della tragedia in queste ore. Non siete d'aiuto per andare lì a fare selfie o foto. Io so che i veneti mi ascoltano, attendete che si ripristini bene la viabilità, che queste aree siano visitabili e poi iniziate ad andarci per consumare un caffè, un panino, una gita fuori porta, andare a sciare una mezza giornata, una giornata, un weekend, una settimana. La montagna si aiuta anche così, non abbandonate la montagna veneta. Noi siamo preoccupati del fatto che non serpeggi e non diventi soprattutto una leggenda metropolitana che lì 2 punti non vale la pena di andare perché non c'è più nulla. Noi la faremo come prima e più di prima questa montagna la rifaremo. La recupereremo tutta. Altro appello, volete già dare un segnale, se vi volete darlo questo fine settimana, c'è qui il presidente della provincia di Belluno, abbiamo una fiera che si è spopolata a Redamont, che parla di tutto quello che è alla fiera di Longarone, ci si arriva a Longarone, non c'è nessun problema, andate almeno in fiera a dare, come si può dire, sostegno a coloro che sono lì da 3 giorni ad aspettare qualcuno che arrivi, perché le informazioni sulla montagna, che non è più oggi visitabili, hanno anche penalizzato questa fiera, che parla poi a Redamont, lo dice, e la parola stessa parla di tutto quello che è l'artigianato e l'arredamento di montagna, quindi anche una bella occasione per dare una mano ai nostri artigiani che vengono da quelle aree. Non aggiungo altro. Ah sì, vabbè, abbiamo, giustamente vi ricordavo Voltacin, abbiamo un conto corrente, non chiedetemi il numero perché in questo paese strano per versare bisogna imparare a avere un numero che è lungo così, io non ho capito perché bisogna fare una legge per togliere questo IBAN, almeno per le emergenze. Lo diffonderemo con i comunicati stampa e abbiamo chiesto l'attivazione del SMS solidale e devo dire anche qui ancora una volta l'ingegnere Borelli è stato non rapido, di più, perché penso che in tempo reale deve ancora, sono come gli SMS, ti mando un messaggio ed era già arrivato, e abbiamo questo numero, vale, lo dico ai veneti perché quando leggono ma cosa c'entra Lombardia Liguria, Friuli Venezia Giulia, vale, chiedo ai veneti e a tutti quelli che ci stanno ascoltando di versare, perché poi il frazionamento delle risorse che saranno versate verrà fatto sulla base di un accordo che faremo tra regioni con la protezione civile in base alla percentuale di danni che ognuno di noi ha, per cui approfittate per ditelo ai cittadini che versino il numero è valido da domenica alle ore 24 da domenica alle ore 001, cioè dalla mezzanotte di sabato, quindi domenica, dalla mezzanotte di domenica, cioè di sabato notte per la domenica, quindi da stanotte. Insomma, mettetevi tutti la sveglia a mezzanotte e un secondo e via. È un bel segnale per la montagna, per chi sta soffrendo, sono 3-4 giorni che non dormono più. Quindi voglio intasamento di messaggi. L'altra volta l'avete fatto, lo dico ai veneti, bisogna fare di più stavolta. Anche perché si vedranno poi le zone che hanno versato di più e quindi dobbiamo vincere questa sfida, mi raccomando. Io non aggiungo altro, grazie a tutti, grazie alla comunicazione, ultima roba, grazie al mondo della comunicazione, grazie per essere sempre stati presenti, lo diciamo ma ormai siamo abituati all'inizio, la stampa nazionale è anche distratta da altri eventi, ci rendiamo conto che è accaduto di tutto, si è parlato moltissimo giustamente della Basilica di San Marco con l'acqua alta, la tragedia di Venezia, però adesso a bocce ferme grazie, perché comunque bisogna continuare a parlare e presidiare il fatto che la nostra montagna veneta è in ginocchio. Dateci una mano, grazie ancora. Passo la parola all'ingegner Borelli, prego. Noi abbiamo messo in campo in questi giorni oltre 8.000 volontari, è stato il picco nelle giornate di mercoledì e giovedì. Anche in questi territori abbiamo messo a disposizione tutto il volontariato che serve, abbiamo registrato a Rocca Pietore, Pietore, scusate,
Pietore la esigenza del sindaco e faremo in modo di mandare altri volontari. Voglio ringraziare ovviamente le forze armate, le strutture operative, tutte quante, quindi questo è il sistema di protezione civile che si è mosso, compreso anche voi che vi occupate della comunicazione e dell'informazione alla cittadinanza. Voglio in modo particolare ringraziare i sindaci, che sono i veri eroi di quei territori, perché ci sono frazioni, comuni che sono rimasti isolate e la parola d'ordine, e qui voglio proprio citarlo, ho conosciuto e lo voglio ringraziare il sindaco di Rocca Pietore, perché lui ha interpretato nel modo giusto il suo ruolo di sindaco. Quando c'è un'emergenza ci si attiva, le procedure le abbiamo, in realtà dovremmo anche immaginare delle procedure per gestire meglio le emergenze, ma non è questo il momento di parlare, ne abbiamo parlato in altre occasioni di queste cose. Lui si è attivato, ha attivato i mezzi necessari per porre rimedio a questo flagello che in quella valle ha fatto veramente la distruzione. Come dice il presidente Zaia, noi dobbiamo intervenire velocemente. Su questo posso dire che sono stato in costante contatto con il Presidente del Consiglio dei Ministri, anche con il sottosegretario Giorgetti, ci siamo sentiti più volte e io sono qua per portare la testimonianza della presenza del Sistema Nazionale di Protezione Civile e del Governo tutto. Faremo quello che dobbiamo fare per la dichiarazione dello stato d'emergenza. Credo che dovremmo partire, perché se noi volessimo fare un conto all'euro di quelli che sono i danni, noi forse partiremo fra un mese o forse 2. Noi partiremo subito, come ha detto il Presidente Zaia, come mi ha chiesto il Presidente Conte. Noi per la settimana prossima con i colleghi del Dipartimento che sono sparsi per l'Italia, siccome abbiamo una sofferenza un po' in tutta Italia, ma in questo territorio si è manifestato in modo molto molto pesante, partiremo con la proposta di una dichiarazione dello stato d'emergenza e lo stanziamento delle prime risorse. Poi ovviamente ci sarà tutto il tema degli interventi, anche nelle ordinanze metteremo tutte le norme che consentono di gestire i detriti e quant'altro necessario anche per gestire le procedure di appalto degli interventi delle sommergenze e delle opere necessarie, sperando che questa sia l'ultima, perché come sapete nel mese di agosto, fine agosto, dopo l'evento di Genova, il Servizio Nazionale della Protezione Civile si è riunito e ha elaborato anche delle proposte da inserire nel codice degli appalti per evitare di dover gestire le emergenze con delle ordinanze del capo dipartimento della protezione civile e deroghe al codice degli appalti. La conferenza delle regioni, quindi tutti i presidenti delle regioni, l'ANCI aveva concordato insieme con noi prima, i centri di competenza, gli enti che fanno ricerca, avevamo ipotizzato delle proposte normative perché nel codice, e ci auguriamo che nel nuovo provvedimento che va a modificare e semplificare il codice degli appalti siano recepite queste nostre proposte, ci siano delle norme da impiegare nell'emergenza, per cui si possa essere sempre più tempestivi. Che dire che la situazione è pesante, sono scenari apocalittici per quanto riguarda le valli devastate, le strade sfondate, i tralicci piegati in due come se fossero stati dei fuscelli di materiale leggero e quindi danneggiabile con una folata di vento. Qui non c'è stata una folata di vento, abbiamo registrato venti fino a 160 km/h, 180, scusate, io ero rimasto fermo a 160 nelle valli, quindi potete immaginare che devastazione. La stessa devastazione che poi c'è stata per esempio in Liguria, dove se noi non avessimo avuto il vento molti danni li avremmo limitati. In questo territorio forse comunque i dissesti li avremmo visti, ma in Liguria noi abbiamo avuto le violente mareggiate che hanno distrutto ovviamente tutte le aree costiere.
quindi noi saremo qui, supporteremo. Voglio ringraziare chi ancora adesso sta lavorando, in particolar modo Enel, le aziende di erogazione dei servizi. Ci sarà ancora da fare per alcuni giorni. Noi tutti speriamo, come dicevamo oggi stamattina col sindaco, di fare quanto prima e assicureremo quindi tutto il supporto del Dipartimento Nazionale. Mi fermerei qui perché abbiamo detto tutto. Voglio ricordare anch'io questo discorso degli SMS. Permettetemi anche di fare un chiarimento rispetto al tema degli SMS. Vedete, lo strumento degli SMS solidari è stato uno strumento che nel nostro paese ha avuto una lunga storia. Per il Dipartimento della Protezione Civile è stato sperimentato per la prima volta durante l'emergenza del maremoto nel sud-est asiatico nel 2004. Abbiamo raccolto 54 milioni di euro e nel giro di un anno abbiamo speso i 54 milioni di euro. Durante l'emergenza del sisma Centro Italia abbiamo avuto delle polemiche legate all'utilizzo delle risorse degli SMS, polemiche strumentali perché le risorse sono state destinate sulla base delle esigenze manifestate dal territorio e rappresentate dai presidenti di regione. Io sono convinto che in questa occasione l'utilizzo degli SMS sarà più tempestivo, più rapido e immediato, perché su questo noi ci metteremo la massima attenzione, soprattutto i presidenti delle regioni riusciranno a fare un gioco di squadra che è fondamentale in questi casi. Grazie. Grazie.